La Procura di Perugia, con la sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro preventivo da 387.000 euro nei confronti di 3 indagati nell'ambito di un'inchiesta per plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta. L'indagine nasce dall'analisi del concordato preventivo di una società energetica dell'area di Gubbio, poi sfociata nella liquidazione giudiziale. Gli accertamenti hanno fatto emergere presunte distrazioni di ingenti risorse a danno della società e dei creditori, in particolare dell'erario per oltre 7 milioni di euro, attraverso cessioni di credito e operazioni prive di reale vantaggio per l'azienda in crisi. Gran parte dei fondi sarebbe stata destinata all'avvocato romano, coinvolto nelle operazioni contrattuali ritenute fittizie e ora indagato anche per riciclaggio. Il passivo societario supera i 10 milioni di euro. Sono state eseguite perquisizioni a Roma e Gubbio, con il sequestro di ampia documentazione. Il Tribunale del Riesame ha confermato i provvedimenti cautelari richiesti dalla Procura.